A Fregone nel Trevigiano, 76enne colto da malore alla guida, l'auto impazzita piomba dentro il cortile di un'abitazione travolgendo un bimbo di 9 anni che stava giocando, il piccolo grave ma fuori pericolo, i familiari sconvolti, sembrava un film. Tragico schianto all'entrata di un autogrill in A4 ad Oro, 40enne vicentino molto noto come capo scout, muore nella sua auto finita sotto un camion, era il figlio di un assessore a Sarcedo. Un altro gesto estremo legato alla crisi dopo l'imprenditore di Vigonza, 54enne padovano si toglie la vita con il gas di scarico dell'auto. Da dicembre la ditta per la quale lavoravano gli aveva rinnovato il contratto. Primo giorno per presentare la domanda del reddito di cittadinanza, in Veneto il temuto assalto a poste e CAP non c'è stato, la CGIL dice resta il problema della presentazione dell'ISEE per ottenerlo uffici pieni fino a fine aprile. Con l'autonomia i pedaggi autostradali resterebbero in Veneto, così l'assessore regionale alle infrastrutture nel giorno in cui la concessionaria CAV presenta il bilancio di esercizio 2018. Giornata di passione quella di oggi per gli automobilisti in transito lungo la tangenziale di Treviso, un camion ha preso fuoco poco prima dello svincolo per l'ospedale, traffico in tilt. Sport calcio, primo giorno al Venezia per Serse Cosmiche, ha sostituito Walter Zenga in panchina, nessuna squadra in zona retrocessione vuole mollare, dice ogni partita sarà come una finale. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, e la cronaca di questo incredibile incidente avvenuto a Fregona. Siamo nella Marca trevigiana, malore alla guida, l'auto che come impazzita sfonda il recinto di un giardino e travolge un bimbo di 9 anni che stava giocando nel cortile. Gravi le lesioni riportate dal piccolo. Il primo servizio. Il bambino giocava dentro nel cortile e poi si è sentito un grande botto e è arrivata dentro questa macchina che ha buttato giù la ringhiera, ha buttato giù la siepe e ha preso proprio il bambino in pieno, l'ha schiacciato contro un'altra macchina che era quella di mio fratello. Nelle parole della zia tutto il dramma di un incidente che ha davvero dell'incredibile. L'auto fuori controllo che piomba nel giardino di una villetta e travolge un bimbo di 10 anni schiacciandolo contro l'auto del papà parcheggiata in cortile. Il drammatico incidente questa mattina alle 11 in via Indipendenza a Fregona. Un 76enne residente a Cappella Maggiore è alla guida della sua auto. All'improvviso, a causa di un malore, perde il controllo della vettura che sale sul marciapiede, sfonda recinzione e siepe della villetta e piomba nel giardino centrando il piccolo che sta giocando. Il primo ad accorrere è il papà. Mio fratello ha sentito questo botto e ha chiamato Samuele, l'ha visto incastrato sotto la macchina con le gambe e da lì ha cercato di, secondo me, tirarlo un attimo leggermente fuori e poi niente, il bambino era incosciente, quindi ha chiamato subito 118. Sul posto arrivano subito i soccorsi, i sanitari del SUEM ed i vigili del fuoco. Vista la gravità delle condizioni, il bimbo viene trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Intanto a Fregona giunge anche la polizia stradale per accertare dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente. In via Indipendenza arriva il sindaco e diversi cittadini che nella piccola comunità di Fregona portano la propria vicinanza alla famiglia del bimbo e sperano che possa presto riprendersi. Momenti davvero terribili, allora sentiamo nel secondo servizio ancora la zia ma poi anche gli altri testimoni, gli altri familiari sconvolti da quanto accaduto questa mattina. È arrivato l'elicottero e adesso gli stanno facendo un attacco, lo stanno operando e stiamo qua appunto a aspettare quali sono le complicanze, sperando che non siano così gravi come sembrano. Il forte boato dell'incidente, poi il terrore. Tutti i parenti che vivono nei pressi hanno intuito che a finire sotto l'auto c'è il loro nipotino. Samuele oggi era a casa da scuola? Sì, per fatalità, oggi era a casa da scuola perché è il carnevale, sono le vacanze di carnevale ed era proprio nel punto lì, in quel momento, quando è arrivata questa macchina di questa persona anziana. L'unica cosa adesso è la salute di mio nipote, questo sì, perché sembra un film, cioè non ti aspetti mai che tu stai giocando in giardino e una macchina ti venga dentro e proprio prenda, ecco, il ragazzino. Una tragica fatalità che poteva finire anche peggio. Pochi minuti prima in giardino era presente anche la sorellina di 8 anni. Con tutto questo spazio per giocare si trovasse in quel momento lì e soprattutto che 5 minuti prima era in casa e prima c'era anche la sorella, però è andata in casa, se no prendeva tutti e due. Questo marciapiede, questo cordolo qui gli ha fatto come da rampa, di lancio. Sì, lui ha dichiarato in ospedale che ha perso conoscenza, si ricorda solo della villa, poi qua secondo me ha perso conoscenza e qua la macchina si è incanalata sul marciapiede e qua
che come vedete dalle immagini ha preso volo e poi è andato via dritto. L'anziano 76enne, dopo il malore e sotto shock per l'accaduto, è stato portato all'ospedale di Vittorio Veneto. Adesso abbiamo sentito la figlia che è in ospedale, ha fatto tutte le visite neurologiche e probabilmente è stato un malore. Sono arrivate buone notizie proprio da pochi minuti. Da mio fratello adesso, infatti ho un sorriso un po' di più rispetto a prima, hanno detto appunto che si tratta il problema più grave nell'aspetto dei piedi, ecco, l'aspetto traumatologico dei piedi, ortopedico, e sembra che tutto il resto, quindi anche colonna, testa e organi interni, sia a posto. Questo era il problema, insomma, che preoccupava di più. Fuori pericolo. Queste sono le ultime notizie e di 10 minuti fa prendiamo attimo per attimo. Fortunatamente dunque arrivano buone notizie sulle condizioni del bimbo, invece non ce l'ha fatta il quarantenne che la tarda serata di ieri si è scontrato con l'auto, è finito direttamente sotto un camion. Siamo in A4 ad Arino di Dolo, un quarantenne vicentino molto noto anche per la sua attività di capo scout. All'aeroporto Marco Polo, dove stava andando a prendere il fratello di rientro dall'estero per il funerale della nonna, Marco Santorso non è mai arrivato. La sua vita si è spezzata nel cuore della notte. C'era nebbia nel veneziano lungo la A4. Marco Santorso, alla guida della sua Alfa Romeo, entra nell'area di servizio di Arino. Sono le 23:40 quando la sua auto bianca tampona un auto articolato, incastrandosi sotto la fiancata del semirimorchio. Arrivano i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM. Marco Santorso viene tirato fuori vivo dalle lamiere, ma morirà poco dopo in ospedale. Una notizia che si è subito diffusa in tutta Sarcedo, dove Marco e la sua famiglia sono molto conosciuti. 40 anni impiegato, Marco è figlio di Gianfranco Santorso, assessore al bilancio del comune. Una vita vissuta accanto ai più giovani da sua. Cresciuto in parrocchia, era molto conosciuto per il suo servizio nelle fila degli scout. Vado adesso perché purtroppo la crisi miete un'altra vittima. Ieri la tragedia dell'imprenditore 57enne di Vigonza, trovato impiccato nella sua azienda. Oggi invece la morte di un 54enne, sempre padovano, disoccupato da qualche mese. Era disoccupato da qualche mese, un passato da fabbro e guardia giurata. A trovarlo esanime questa mattina la cugina che vive vicino a lui. Fabrizio Scavasson, 54 anni, ha deciso di togliersi la vita nella rimessa in giardino, in zona via Fornaci, periferia nord-est della città, soffocandosi con il gas di scarico della sua vettura. Le sue ultime volontà affidate ad un biglietto in soggiorno in cui chiedeva alla cugina di avvisare Teresa, la vicina, che lo accudiva, e la sorella che da anni vive a Porto Garibaldi. Un biglietto in cui sono emersi anche i problemi economici che affliggevano il 54enne. A dicembre la ditta di Milano, per la quale l'uomo lavorava come fabbro, non gli aveva rinnovato il contratto e da allora non aveva più lavorato. Potrebbe essere questa una delle ragioni che hanno spinto l'uomo a togliersi la vita nel capanno degli attrezzi di casa sua. Scavasson viveva solo in una porzione di trifamiliare. Dopo la morte del padre, nel dicembre del 2017, si era chiuso in sé, allontanando amici e parenti. Appassionato di calcio e pesca, aveva però, nell'ultimo periodo, accantonato queste passioni. Il suicidio di oggi segue di poche ore quello dell'imprenditore di Vigonza, riconducibile, anche questa volta, ad una crisi economica. Due gesti estremi in 2 giorni, un Veneto che ripiomba dunque nell'incubo dei suicidi per la crisi, ma da più parti arriva l'appello di farsi aiutare, fatevi aiutare voi che siete in difficoltà. Il mio pensiero va a un imprenditore di questa terra che si è tolto la vita perché non è riuscito a reggere al cambiamento e alle trasformazioni. Lo ha detto Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, oggi a Padova a margine di un incontro contro le mafie. Don Ciotti parla di Emanuele Vezzù, l'imprenditore che martedì si è tolto la vita nel suo capannone. Una morte che ha colpito l'opinione pubblica, una morte legata ad una crisi economica che sembrava sparita, ma che in realtà non ha mai lasciato l'Italia e il nord-est. La Regione ha istituito un numero verde,
l'800 33 43 43, attivo 7 giorni su 7 e finanziato dalla Regione stessa, al quale si affianca un servizio di consulenza e di indirizzo alla rete dei servizi. Sono state più di 5.000 le chiamate arrivate al servizio, inoltre istituito nel 2012. Molte le motivazioni che spingono all'estremo gesto, dall'e-commerce che avanza e mangia tutto il mercato ad una tassazione sfavorevole che non deve però fermare chi ha bisogno di essere aiutato. Le difficoltà economiche non devono spaventare, sostengono gli esperti. Abbiamo gli e-commerce che lavorano 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. A un certo punto un imprenditore o ha la forza di dire vado a fare il barbone a mangiare alla Caritas, o peggio ancora arriva a fare questo gesto che io voglio dire chiaramente: non fatelo, troviamo una soluzione, vediamo come sistemare le cose, ricordatevi che avete una famiglia, avete cose molto più importanti del solo lavoro. Adesso lasciamo per un attimo la cronaca, anche se parliamo di lavoro e parliamo della prima giornata per richiedere il reddito di cittadinanza in Veneto, come in tutta Italia. Il caso più singolare viene proprio da Padova, dove a un CAF si è presentato un uomo e ha chiesto se poteva obbligare la moglie a presentare domanda per non doverle più versare l'assegno di mantenimento. Questo, diciamo, è stato il caso più singolare tra le richieste di oggi ai CAF. Ce ne sono state diverse, anche richieste di appuntamento, ma non c'è stata la ressa che si poteva presumere alla vigilia, una partenza, diciamo, soft, molte, soprattutto le richieste per calcolare l'ISEE. Vediamo come è andata a Treviso. Reddito di cittadinanza, accoglienza tiepida nella Marca, dove come nel resto del Veneto non si sono verificate code o i temuti assalti agli uffici postali e ai CAF. Eravamo pronti a un afflusso di utenza un po' più numeroso, dobbiamo dirlo, però di fatto insomma ci sono un andirivieni normale e naturale come qualsiasi altro giorno lavorativo. A spiegare come mai quasi 200.000 potenziali aventi diritto in Veneto, 20.000 solo nella Marca, non corrano a farsi avanti è la CGIL. Il vero problema, specificano dal sindacato, è costituito dalla necessità di presentare l'ISEE aggiornato, ed è proprio su questo che si stanno registrando tante domande in coda per l'appuntamento. Di fatto li fissiamo anche su aprile, perché chiaramente cerchiamo di dare naturalmente priorità a coloro i quali hanno già l'ISEE pronto e devono fare la domanda. Tutti coloro i quali ancora non hanno l'ISEE ricevono tranquillamente un appuntamento, una volta fatto l'ISEE faranno anche la domanda per il reddito di cittadinanza. Il via vai di persone agli sportelli, pur non consistente come si temeva, è comunque costante, soprattutto da parte di chi vuole verificare se sussistano tutti i requisiti per poter accedere al reddito. Sì, ho 5.800 ISEE e qui sì, spero di avere. Sì, per il reddito di cittadinanza, che è il nucleo familiare, per ISEE, ecco, ISEE, modello ISEE. Spera di ottenerlo? Spero sì, perché me lo danno, sì. Io prendo 450 euro di assegno sociale. Guardando a me è una cosa utile, perché vivo con 285 euro al mese. Però ci sono opinioni diverse, adesso non sto a polemizzare. Tra chi attende il proprio turno anche giovani che più che al reddito di cittadinanza mirano ad un'occupazione stabile. Spero ci sia possibilità di rientrare nei canoni, nei riferimenti, penso di sì comunque, e spero che ci sia anche possibilità di stage e lavoro, perché è quello il succo del discorso. Preferirebbe un lavoro? Chiaro, ovvio, vengo da un diploma di elettronica e telecomunicazioni e mi piace impegnarmi, non è da me insomma, infatti non sono qui molto volentieri. Da quant'è che è senza lavoro? Io adesso da 3 mesi, non è tanto, però sono 3 mesi senza soldi e quindi ho le bollette che sono in arretrato e tra un po' mi staccano la luce. Quindi devo trovare una soluzione rapida e veloce. Io sono una ragazza giovane, volenterosa e non danno la possibilità a noi giovani di metterci in campo per far vedere le nostre qualità ed è una cosa molto triste. Per il momento si prova a fare il reddito di cittadinanza, poi ben venga, se c'è offerte, proposte, volentieri. L'ultima volta che ha lavorato? L'ultima volta è stato a 3 mesi fa.
Adesso parliamo di autostrade, di infrastrutture. Oggi alla presentazione del bilancio di previsione del 2018 della concessionaria CAV c'era anche l'assessore regionale alle infrastrutture De Berti, che ha parlato di autonomia e autostrade. Sentiamo. L'obiettivo che ha la Regione Veneto è quella, sul modello di CAV, di far rimanere sul territorio della nostra Regione gli utili prodotti dalle autostrade. Quindi vuol dire che chi attraversa un'autostrada veneta, tutto ciò che viene prodotto dagli utili dalle autostrade verrebbe reinvestito in infrastrutture sul territorio. L'autonomia del Veneto cambierebbe non poco anche la nostra rete infrastrutturale, ed è proprio in occasione della presentazione del bilancio 2018 di CAV, Concessioni Autostradali Venete, la società fondata nel marzo 2008 dalla Regione e da ANAS, che già opera in questa prospettiva, che l'assessore Elisa De Berti spiega uno dei tanti cambiamenti che il trasferimento di 23 competenze da Stato a Regione porterebbe. Come bilancio regionale, per quanto riguarda gli investimenti infrastrutturali, abbiamo risorse molto contenute. Per il bilancio regionale vorrebbe dire tutt'altra prospettiva, investire nelle infrastrutture sia per l'adeguamento, sia per garantirne la disponibilità, sia per aumentarne la sicurezza, ma anche per nuovi investimenti sarebbe sicuramente tutta un'altra storia. L'esercizio di CAV di un 2018 che ha segnato un aumento sia di traffico che di ricavi si è chiuso con un utile netto di quasi 23 milioni e mezzo di euro. Il traffico ha fatto registrare un aumento di veicoli dell'1,41%, poco le automobili, più 0,81%, decisamente di più i mezzi pesanti, quasi più 4%. Ciò che porterebbe l'autonomia nella gestione autostradale qui è già realtà. A me piace sottolinearlo sempre perché in realtà è un unicum in Italia, una società che non distribuisce dividendi ai soci ma mette gli utili a disposizione del socio Regione Veneto, il quale li utilizza per ulteriori opere infrastrutturali sul territorio del Veneto. Come è andato il 2018? Il 2018 è andato benissimo, chiudiamo con un utile di oltre 23 milioni e 400 mila per la precisione. Gli sguardi quindi anche in questo campo tornano alla trattativa che si sta svolgendo a Roma. È tutto un nodo politico da sciogliere con il Ministero delle Infrastrutture e con il Ministro. È una partita che sta gestendo il Presidente e io sono convinta che alla fine ad un compromesso e ad una condivisione di un progetto si arriverà. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio, in diretta, ripartiamo dalla cronaca della giornata di passione vissuta dagli automobilisti in transito lungo la tangenziale di Treviso questa mattina, con un camion che ha preso fuoco prima dello svincolo dell'ospedale e il traffico è andato ovviamente in tilt. Attimi di paura questa mattina poco dopo le 11 lungo la tangenziale di Treviso, in carreggiata ovest, quando un camion che procedeva da Silea verso Paese ha improvvisamente preso fuoco poco prima dello svincolo per l'ospedale. Il camionista fortunatamente è riuscito ad uscire dal mezzo e a mettersi in salvo chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Il mezzo è andato praticamente distrutto. Se fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, pesanti sono stati invece i disagi alla circolazione, con code sia nella carreggiata dove si trovava il camion sia in quella opposta per curiosi che rallentavano alla vista delle fiamme. Traffico in tilt dunque per tutta la mattina, con lunghe code di auto che poi si sono riversate sulla viabilità ordinaria della città, intasando sia la Postumia che il Put. Dopo la rimozione del camion infatti è stato necessario un intervento di pulizia della carreggiata con una riduzione delle corsie e di conseguenti rallentamenti che hanno creato disagi anche alla viabilità d'accesso all'ospedale da parte delle ambulanze, costrette a farsi largo tra le vetture in coda. Una giornata di passione dunque per il traffico, anticipo di quello che si potrebbe verificare da lunedì prossimo lungo la tangenziale di Treviso, con l'avvio dei lavori di restauro per il viadotto di Sant'Angelo ed il restringimento della carreggiata. E adesso torniamo a parlare del piccolo Joe. Non si ferma la gara di solidarietà per questo bimbo che ormai ha conquistato il cuore dei veneti.
L'abbiamo visto giocare con il pallone in campo come nel piazzale di casa, l'abbiamo visto andare sull'altalena e fare i biscotti come un bravo pasticcere. Il nostro piccolo Joe ha conquistato il cuore di tutti i veneti con i suoi occhioni scuri, il sorriso sulle labbra, il bacio da mandare a tutte le persone che lo stanno aiutando. Stiamo salendo tutti insieme la scala della solidarietà per conquistare la vetta dei 400.000 euro necessari per l'intervento chirurgico da realizzare in Florida perché il piccolo Joe possa camminare e giocare come i suoi coetanei. Ad oggi si è a quota 145.000 euro. In tanti state inviando il vostro contributo sul conto con il nuovo codice IBAN che state vedendo nella grafica, intestato a Erika Molinarolo con causale Diamo il meglio a Giovanni. Potete trovare il numero di conto corrente per le vostre donazioni anche sui nostri siti internet, con una finestra dedicata proprio al piccolo Joe e alla campagna di sostegno lanciata e sostenuta dal nostro gruppo Media Nord-Est. Allora lo facciamo rivedere l'Iban per chi se lo fosse perso dal servizio, sta comunque passando anche nel cosiddetto crawl, nella striscia che passa durante i telegiornali, lo rivedrete anche sul telegiornale di Venezia e sul telegiornale di Treviso. Comunque questo, ecco, è il codice IBAN per dare il vostro contributo per il piccolo Joe. Siete in tanti, ma dovete essere ancora di più, dobbiamo essere ancora di più per raggiungere il traguardo dei 400.000 euro che consentirebbero dunque a Erika, alla mamma, al papà e al piccolo Joe di andare a farsi operare negli Stati Uniti. Come diceva anche il servizio, questo è il codice IBAN, potete trovare il codice IBAN e tutti gli estremi sul sito internet delle nostre emittenti del gruppo Media Nord-Est, quindi Tele Nord-Est, Rete Veneta e Antenna 3, quindi se non fate in tempo a scrivervelo, ecco, lo trovate sul sito internet delle nostre emittenti del gruppo Media Nord-Est. Adesso abbiamo visto il piccolo Joe dare calcio al pallone. Uno che di calcio al pallone se ne intende è Serse Cosmi, che oggi è arrivato sulla panchina del Venezia dopo l'avvicendamento con Walter Zenga. Le prime parole da allenatore del Venezia. Oggi sono orgoglioso di essere qui senza pensare a dove avrei potuto essere, quindi vi assicuro che nel momento in cui sono stato chiamato non ho pensato minimamente a dove sarei potuto stare un mese fa, 2 mesi fa, 5 mesi fa o un anno fa. Subentrando a Walter Zenga, Serse Cosmi è il terzo allenatore del Venezia in questa stagione. Raccoglie la squadra al quintultimo posto in classifica per ribaltare una striscia negativa che rischia di essere molto pericolosa. Il tempo a disposizione è limitato e si scende in campo già lunedì sera con un impegno tutt'altro che facile. Al Penzo arriva un Palermo lanciato verso la promozione. Il mio lavoro sarà inevitabilmente orientato a quello che è l'immediato. Io credo che solo un folle oggi può pensare di arrivare a 11 giornate dalla fine, che come il Presidente ha definito 11 finali, 11 battaglie, pensando di poter stravolgere o poter, tra virgolette, educare un gruppo ad un sistema di gioco. Le ultime 11 partite dovranno essere affrontate come 11 finali, nelle quali oltre all'aspetto tattico sarà importantissimo l'approccio mentale. Io ho sempre pensato che il sistema di gioco ha un valore vero e fa diventare straordinaria una squadra nel momento in cui si attivi veramente quello che è un aspetto nervoso, un aspetto di atteggiamento, un aspetto di consapevolezza delle proprie qualità. È un aspetto questo sul quale Cosmi insiste molto. Il livello della rosa del Venezia è sicuramente buono, ma ha reso al di sotto delle sue potenzialità. Questa è una squadra che ha dei valori, bisogna capire come mai. Io credo che anche gli infortuni abbiano contribuito, però non solo gli infortuni, come mai alcuni giocatori non si sono espressi secondo quelle che sono assolutamente le loro qualità, e quindi hanno questa grande opportunità loro di farmi vedere a me in 11 partite che mi ero sbagliato. E sarà un weekend speciale anche di sport, quello per la programmazione di Antenna 3. Sabato sera, infatti, alle 21:15 proporremo per intero la sfida che è valsa la vittoria della Coppa Italia della Serie A2 alla De Longhi Treviso Basket. Grande successo, il primo grande successo a 6 anni dalla rinascita del basket a Treviso. Poi, a grande richiesta, è considerato il successo della diretta di ieri di Antenna 3 da Conegliano. Domenica sera dalle 21:15 trasmetteremo invece nuovamente la sfilata
dei carri al Carnevale di Marca a Conegliano. Quindi sabato sera 21:15 la partita della vittoria della Treviso Basket per la Coppa Italia e domenica sera alle 21:15 la sfilata dei carri di Conegliano. Cosa succede invece questa sera? Questa sera a 20:10, dopo il telegiornale di Treviso, parleremo di sanità con il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Cambia il tempo sulle nostre regioni. Nella giornata di giovedì 7 marzo non si esclude una lieve instabilità. Nel dettaglio sul Veneto il cielo si presenterà spesso nuvoloso sin dal mattino, con qualche piovasco a carattere sparso, specie sul Bellunese, sul Vicentino e sul Veronese. Maggiori spazi soleggiati invece altrove. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 8 e 17 gradi circa. Qualche pioggia anche sul Friuli Venezia Giulia, avremo infatti condizioni di tempo perturbato un po' ovunque, tuttavia con precipitazioni meno probabili sui settori costieri dove invece sarà più soleggiato. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi circa. Il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, con molte nubi ovunque, con piogge sparse ma piuttosto frequenti, e non si esclude qualche spruzzata di neve sui settori alpini di confine, in genere dai 1300 metri di quota. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime invece intorno ai 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.